E buonasera a tutti gli amici collegati da casa su Lombardia TV. Quarta puntata, anzi terza puntata di Che Calcio Che Fa, con invece il quarto turno del campionato di calcio, che ha incominciato già in questo 2019 a creare delle premesse di qualche cambiamento. La Juve sembra un po' segnare il passo, l'Inter è in piena crisi, il Milan sta risalendo, il Napoli è interlocutorio e poi tutto un gruppone di squadre che sta cercando di rincorrere le lepri delle prime quattro posizioni, indubbiamente, per questo fatidico posizionamento nella UEFA Champions League della prossima stagione. Il mercato ha dato una mano nel cambiamento di alcuni profili di alcune squadre, e comunque di questo e tantissime altre cose parleremo con i nostri ospiti. Nel frattempo rinfresco un po' la visione, diciamo, appunto la visione di Lombardia TV nei vari canali delle varie regioni, cosa che faccio pochissime volte, e quindi vi rammento che Lombardia TV, e quindi la nostra trasmissione, va in onda su canale 99 599 della Lombardia, canale di digitale 890 nel Lazio, il 219 in Piemonte, il 665 in Liguria, il canale 99 890 in Emilia Romagna e il canale 674 invece in Veneto. Poi ricordiamo che indubbiamente si può vedere tramite lo streaming a computer o su altri accessori tablet digitando www.telesolregina.com o scaricando anche l'applicazione riguardante appunto Lombardia TV. Va bene, allora questo è il preliminare, diciamo, della trasmissione, e quindi adesso vado a presentare gli ospiti, perché sono il punto più importante, il core business della trasmissione. Quindi andremo a presentare indubbiamente un amico di qualche anno, un amico di stampo interista, ed eccolo qui, Pierluigi Arcidiacono, direttore di #Inter. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per avermi invitato e spero che non mi facciate tante domande sull'Inter. Beh, te le dovrei fare io. Comunque #Inter.it me lo sono dimenticato, come del resto #Inter.it è la vice direttrice, quindi il numero 2 di questa testata telematica, Roberta Santoro. Buonasera a tutti, grazie Fulvio per l'invito. Bene, allora, intanto diciamo che da una parte abbiamo, tutte e due sono comunque giornalisti, amano scrivere di calcio, di Inter, anche di altre cose, perché hanno anche delle provenienze differenti, specie per esempio la Roberta Santoro, mentre invece Pierluigi è ormai già collaudato dal punto di vista editoriale, in quanto negli anni ha scritto un po' di libri, ovviamente la maggior parte ovviamente di stampo nerazzurro. Lo dico un attimo questa lista, quindi ti sollevo da questa situazione. Va del Retro Santana, Storia di una vita nerazzurra, Marco Materazzi, Degno della maglia, Massimo Moratti, Mai visto un cuore così grande, la grande Inter anni 60, Milano siamo noi, il cuore del capitano, il primo libro pubblicato in Italia su Xaver Zanetti, Armando Picchi, un nome già scritto lassù, e poi il manuale del perfetto interista, Campioni vittorie del 2014. Poi altre cose, altre collaborazioni. Indubbiamente è un uomo di cultura, regista, cosa devo dire ancora? Poeta. Beh, a me piace prevalentemente poeta, più che per la produzione letteraria, per lo stile di vita che poi si esprime anche sicuramente in quello che è la mia opera nerazzurra. Cioè i miei libri sono dei libri che hanno una poesia nerazzurra. Sai che io non voglio mai sminuire quelle che sono le passioni calcistiche e il tifo delle altre società, però è difficile farlo passare, ma se si legge qualche mia pagina passa. La storia dell'Inter è diversa, la storia dell'Inter è molto diversa, e questa cosa è avvenuta per esempio con Va del Retro Satana, il primo libro. Io ho ricevuto delle lettere, abbastanza lettere, dopo la pubblicazione di questo libro, e due in particolare sono state molto carine, perché la prima mi diceva: dopo aver letto il suo libro io non sono tornato a credere, ma ho ricominciato a pregare. E la seconda invece fantastica, perché è una signora che ha detto: io il 5 maggio, data terribile, ero su un traghetto e ho festeggiato a Champagne. Dopo che ho letto il suo libro mi sono pentita
e sono diventata dell'Inter e questo vale come 200.000 copie vendute. Detto PG per gli amici, comunque questo ti rende onore perché qua siamo in odore di santità anche arrivato a un certo punto, quindi fa anche miracoli Pierluigi Arcidiacono, mentre invece dall'altra parte Roberta Santoro che ha, leggo appunto, dottoressa in scienze dello sport, specializzata in marketing, organizzazione e sociologia dello sport, personal trainer, insegna, praticava l'atletica leggera correndo i 100 metri, quindi atleta da questo punto di vista, diplomata anche in pianoforte, arbitro e collaboratrice a Stat Inter. Basta? Dico così, basta? Poi non so, possiedi un bel Jack Russell, mi sembra, sì, sono con grande passione. assolutamente amante dei cani, possiedo un Jack Russell del quale sono innamoratissima e che mi segue spesso nelle mie avventure di Stag Inter, quindi spesso e volentieri quando magari mi reco in Pinettina per fare qualche domanda ai giocatori e poi imbastire gli articoli per la rivista, viene con me, mi fa compagnia e sì, è una bella passione. Beh, insomma, è una bella passione, anche Pierluigi ha il cane, anch'io ho il cane, dopo in ultimo avremo indubbiamente un piccolo spunto per un atto, diciamo, di cuore e di beneficenza, ne parleremo alla fine della trasmissione. Tornando al discorso dei tuoi libri, direi che la cosa più importante, parlando appunto del manuale del perfetto interista, è quello di cercare di focalizzare l'attenzione sulla capacità di essere tifosi allo stadio dell'Inter, soprattutto gli interisti. Poi è una cosa che tutto sommato si allarga a tutto l'ordine di tifo, diciamo generale. Mettiamo in onda appunto la seconda slide. Ecco, qua da una parte vediamo Pierluigi che dice come deve essere il perfetto interista, visto che tu hai questo manuale che hai prodotto nel 2014, dall'altra parte abbiamo un Tafazzi che è un interista ipercritico, quindi praticamente è una situazione, è un'antitesi oppure no? Il tuo libro raccontava questo oppure no? Raccontava episodi del passato, no? Quindi della storia, però dammi la tua concezione del tifoso tradizionale interista, perché in questo momento si fa trasportare tantissimo nella questione, diciamo, quasi malmostosa della squadra che non raggiunge i grandissimi risultati. Ma intanto bisogna dividere, perché ci sono sicuramente due tipi di tifosi, quelli della domenica e quelli che invece vivono con passione la fedeltà alla squadra, alla bandiera, ai colori, in tutta la sua ampiezza che va dal 1908 ad oggi. Quando noi abbiamo fatto il triplete nel 2010, tutti i video caricati anche dai ragazzini giovani che si trovavano su YouTube e che andavano in rete non dimenticavano le immagini del passato, si alternavano le immagini di Armando Picchi che alzava la Coppa dei Campioni alle immagini di Xavier Zanetti che alzava la Champions League. E questa è una cosa che caratterizza molto i tifosi nerazzurri, che si passano da nonno a padre, da padre a figlio, da figlio a nipote. Questa grande passione. Ti blocco un attimo, anche perché poi nel frattempo c'erano 45 anni che hanno rappresentato chiaramente una presa per i fondelli dalla parte degli altri tifosi che dicevano che appunto non vincete mai, e quindi giustamente c'era per forza anche questo ponte dal passato al presente. Mi ricordo la prima Champions League vinta da Sacchi e il trade union era effettivamente Maldini padre e Maldini figlio, ovviamente dalla prima Coppa degli anni 60, il cui il capitano era appunto Cesare Maldini. Quindi comunque questo discorso, diciamo, di legare col passato non fa altro che rappresentare maggiormente le proprie origini, no? Sì, allora c'è poi questo fatto della milanesità del tifoso interista, che quindi, cose che io ho vissuto, perché io ho iniziato ad andare allo stadio in quarta elementare, fortunatamente, perché era lo scudetto 70-71, quello del sorpasso al Milan, con la famosa rincorsa dei 7 punti. Esatto, lì c'era ancora una parte della grande Inter, perché c'era Burnic, Facchetti, Bedin, Mazzola, Jair, Corso, però c'erano degli innesti fantastici tipo Boninsegna e Bertini, che erano... Boninsegna è una cosa incredibile nella storia. E poi qualche giovane nuovo. Nel calcio mondiale, Boninsegna nel calcio mondiale è stata una... Ecco, però poi io vado a vedere una Inter successiva e Rummenigge fa una rovesciata a 3 metri d'altezza, stampa la palla sulla traversa e quello di fianco a me dice:
Ma che lì il Suarez lo faceva. Cioè questo è il tipico. Infatti una cosa che fa ridere per gli altri, non è da Inter. Questo giocatore non è da Inter. Ragazzi, ma la nostra storia però non parla di 110 anni vincenti, parla di 20 anni vincenti. È un discorso molto difficile, molto lungo, perché prende anche l'ambito mediatico, il modo anche di comportarsi da parte, diciamo, della stessa società nel cercare di arginare le voci incontrollabili. Lo vediamo anche in questo momento e dopo ne parleremo per il periodo, diciamo, un po' difficile che sta attraversando l'Inter. Quindi questo, vabbè, è una situazione, diciamo, un po' particolare, un po' forzata, forse anche un po' psicologica, no? Perché è chiaro che quando le cose vanno bene è logico che psicologicamente sei tutto ben tranquillo, e quindi allora in questo spero che appunto la Roberta Santoro venga in mio soccorso riguardo appunto una certa inquadratura da un punto di vista psicologico, magari, se esiste, se si può in qualche modo inquadrare l'atteggiamento dell'ipercriticista interista. Assolutamente sì. Allora, innanzitutto credo che si debba partire a monte da un'analisi su quella che è l'evoluzione del gioco del calcio negli ultimi tempi. Sì. E fondamentalmente ubiquità e intercambiabilità di ruoli sono caratteristiche necessarie per chi vuole emergere, quindi per il giocatore che vuole appunto emergere e avere un posto privilegiato sul terreno di gioco. Non si può più confinare il giocatore ad un ruolo, e bisogna oltretutto aggiungere che la velocità nel gioco del calcio, ora come ora, secondo me è un fattore determinante la prestazione. Quindi io credo che a monte di tutto manchi un pochettino un'analisi da parte del tifoso, soprattutto da parte del tifoso ipercritico, di quella che è l'evoluzione, diciamo, dei sì, tempi anche. Quello che è stato un pochettino il cambiamento, proprio l'evoluzione del gioco del calcio dal punto di vista tecnico e tattico. Proprio perché ora come ora io credo che al giocatore non venga richiesto solamente un ruolo tecnico-tattico ben definito. Difatti ho parlato di ubiquità e intercambiabilità di ruoli, quindi vuol dire che il giocatore al giorno d'oggi deve essere assolutamente una persona molto, molto versatile e che deve anche impegnarsi sul piano metabolico e psichico. Vicino al giocatore ruota poi una figura importantissima, che è quella del tecnico, che ora come ora non è più una persona che deve imbastire la tela di gioco per poi portare una squadra in campo e arrivare ad una prestazione eccellente, quindi giocare una partita al meglio delle possibilità. Ora l'allenatore è una figura, possiamo definire una figura manageriale con delle competenze tecniche, organizzative, motivazionali, gestionali, istruttive, psicologiche e comunicative, che deve rapportarsi non solamente con la squadra, ma con il singolo giocatore e con tutto lo staff, e quindi con tutte le persone che gli ruotano attorno, e ovviamente con la società. Quindi è una serie di componenti, di componenti che ruotano attorno, diciamo, al tifo e alla passione, che vengono in qualche modo anche banalizzate dal risultato sportivo, e quindi da un gol che non è stato fatto, o dal gol preso magari su un calcio d'angolo, quando arriva, come si chiama, Santander, e sbecchetta la palla sul primo palo. Qualcuno ha detto una volta si metteva l'uomo sul primo palo, e quindi alla fine la materia del calcio è sempre basata su alcune situazioni, può anche evolversi da un punto di vista tattico, da un punto di vista, diciamo, muscolare, ma alla fine della fiera sono sempre gli episodi che rendono soprattutto il calciatore, il tifoso, il lunedì, calciopatico in senso positivo, calciopatico in senso negativo. Lo portano poi a seguire l'influsso. Per esempio insegno educazione fisica in un istituto di Milano e spesso e volentieri, insomma, con i miei ragazzi commento i risultati delle partite, ovviamente sempre finalizzando il tutto su una chiave etica. E quando arrivo a scuola, prof, l'Inter ha perso. Adesso infatti Santander è diventato l'idolo del fantacalcio, perché tutti i miei alunni poi chiedono consigli, e dicevo: ragazzi, dietro al gol però non ha fatto tanti gol, Santander, ne ha fatti 6. Esatto, non ha fatto tanti gol, però insomma ha
fatto vincere la propria squadra, l'Inter ha perso e di conseguenza ormai è diventato un idolo. Ma quello che cerco di spiegare ai miei ragazzi, che di solito si fermano al mero risultato della squadra, è che bisogna andare ben oltre, quindi da qui rientrano tutte quelle che sono proprio queste analisi sulle componenti tecnico, tattiche, psicologiche. Che però appunto sono quelle, diciamo, dentro al campo, mentre invece molte volte sono anche fuori dal campo, e lo sappiamo, per la stampa, sponsor, procuratori, insomma tutto un circo che purtroppo non sempre ruota nel migliore dei modi. Vedremo la slide numero 3, vediamo qua proprio quello che si diceva prima. Tra 50 anni chi rimarrà nella memoria come grande capitano dell'Inter? Io so che l'ho fatto apposta perché sono andato a sfurcugliare nella memoria nei libri di Pierluigi Arcidiacono, però qua abbiamo da una parte Armando Picchi e Mauro Icardi. Tra 50 anni ricorderanno quello che ha vinto, magari Icardi vince 3 Champions, non Coppe dei Campioni, però magari scaravoltando il mito di Picchi. Però sinceramente, al di là del fatto che il calcio è un po' passato, quello ovviamente è quello del passato appunto di Armando Picchi rappresenta sempre una logica, una passione che viene rimandata e perpetuata nel tempo. Allora, intanto io volevo sapere, ma l'hai citato il libro su Picchi prima? Certo, l'hai citato all'inizio. No, allora, però tu hai giocato un po' in contropiede, perché appunto, è appunto per questo. Tu mi dici Picchi, e a me però, per esempio viene chiesto spessissimo, fammi un 11, no, sì, ma te lo il famoso 11 chiedere. dei più grandi giocatori dell'Inter. Picchi è uno di quelli inamovibili. Te lo vorrei chiedere, ma la domanda è, dice, tra 50 anni, quindi praticamente ci sono a 90 anni da Picchi, stiamo parlando nel futuro, quindi nella memoria, no? È un giocatore che lascerà traccia, quindi Icardi. No, tra 50 anni io non posso rispondere, perché dipende appunto dall'evolversi della situazione professionale di Mauro Icardi nei prossimi 5 anni. Sicuramente in questo momento Picchi, per carità, anche se nonostante tutte le critiche dei tifosi, della curva e delle persone presenti in questo studio, Mauro, per quanto riguarda la mia conoscenza, che è un pochino più approfondita, perché uno dei nostri fotografi è stato il suo fotografo per almeno 2 stagioni, è molto diverso da come lo presenta la stampa e da come lo si percepisce attraverso il suo procuratore. Beh, vabbè, qua stiamo parlando di un po' difficile questo argomento, perché comunque il suo procuratore posta automaticamente un giorno sì e l'altro pure foto di qualsiasi tipo, quindi alla fine l'ufficio stampa è lei stessa. Il problema è che lei chiede l'aumento quando segna, credi all'aumento quando segna, però non tira indietro. Questa è una vecchia storia, no? Questa è una vecchia storia, infatti dovrebbero essere applicate queste stesse logiche nei contratti, ovviamente quando un bomber è all'asciutto. Fare una osservazione, a parte il fatto che Roberta dovrebbe essere lei la direttrice di #Inter.it, io non le ho... è una nuova candidatura, diciamo un'investitura, quindi a questo punto qua possiamo renderlo ufficiale? Battagliamo con tutti, battagliamo con la società, battagliamo con i tifosi, battagliamo con la stampa, battagliamo con i politici, quindi io non posso darle questa responsabilità, quindi mantengo la direzione io solo per questo motivo, ma per competenza sicuramente lei dovrebbe essere la direttrice. Ma mi hai fatto dimenticare quello che volevo dire, quindi dico un'altra cosa. Va bene, non è un problema. Vabbè, dico appunto questa cosa, che al di là di quello che ha detto Roberta, molto giusto, a Milano delle grandi responsabilità le si hanno nell'atteggiamento proprio della società, che o ha a disposizione dei personaggi come Mourinho che attirano simpatie, antipatie e tutti i fulmini che capitano sull'Inter, come faceva lui, oppure multiruolo, è un multiruolo quello, no? Ovviamente. Adesso io voglio proprio prendo una pietra e la scaglio nel monitor. Ma Balotelli, se è Balotelli, e ho detto tutto, gli metti dietro uno staff di 4-5 persone, 4-5, non di meno, che lo devono seguire come un uomo. Non è che lo devi spiare, non lo devi spiare, però
Un ragazzo così, io mi ricordo che ero in Ripa Ticinese, a un certo punto c'erano 4 o 5 tram che suonavano din don din don din don, c'era questa Ferrari con 2 ruote sopra il marciapiede, quindi poi avrà cambiato anche l'ammortizzatore perché il marciapiede era alto così, e lui era dentro a provare un paio di scarpe. Quindi un personaggio così non devi permettere che quelli di una determinata trasmissione lo raggiungano in una discoteca e gli offrano la maglia di un'altra squadra. Questo non è lui, è un ragazzino. Lo so. È un discorso un po' particolare. No? Sentiamo la Roberta. Vorrei agganciarmi un pochettino a quanto ha detto Pigi nella parte iniziale. Quello che è importantissimo secondo me è anche il valore culturale del calcio, nel senso che io sono interista perché da generazioni, però fortunatamente non mi è mai mancata la cultura calcistica, vale a dire papà era affezionato, è sempre stato affezionato a determinate situazioni che mi ha tramandato, e io oggi ricordo quasi tutte le formazioni, ma perché dietro c'è comunque della cultura. Ecco, quello che cerco di fare anch'io nella mission di Astag-Inter è proprio quella di lavorare anche su quella che è la matrice storica del calcio, quindi non dobbiamo semplicemente fermarci al risultato. La motivazione per la quale secondo me tra 50 anni con tutta probabilità ricorderemo di più Mauro Icardi, semplicemente perché la componente mediatica adesso ha un grandissimo successo, cioè ora come ora di Icardi non si parla solamente su Instagram, se ne parla quasi ovunque, quindi permettimi Fulvio, correggimi se sbaglio, però per esempio la scarpa, l'indumento o comunque sia qualsiasi... È anche un altro calcio che si sposta, si è basato sulla sponsorizzazione, quindi esattamente, quindi la sponsorizzazione elude ormai un pochettino da quella che è la componente calcistica tecnica, e questa è la motivazione per la quale i giocatori da qualcuno vengono visti come modelli, nel senso che da grande vorrei diventare come questo giocatore, e quindi cercano di emularlo dal punto di vista tecnico. Invece c'è chi cerca di emulare il personaggio proprio come personaggio, esatto, e non come calciatore. Esattamente. Pigi, invece tu volevi dire una cosa? No, io volevo dire 3 cose, ma ne dico una sola. Sì, io mi ricordo che non te lo consento, va bene. No, Marco Materazzi mi raccontò appunto nel periodo in cui stavo scrivendo il libro su di lui, che lui quando l'Inter andò a giocare a Perugia e vide uscire dallo spogliatoio di fronte, non mi ricordo chi, ma mi sembra Djorkaeff, lui disse: caspita, quello è Djorkaeff e l'anno prossimo io metterò quella maglia lì. Questo si è completamente perso, perché poi io non sono mai riuscito a capire perché, per esempio, Crespo non è un traditore, io lo so perché no. Però Crespo passa da una squadra all'altra. Aldo Serena, un galantuomo che sembra appartenere... Aldo Serena è il prototipo di quello che ha cambiato tutte le squadre, tutti i derby. Ha giocato con tutte e 4 le maglie, segnando... l'Inter non ha segnato soltanto nel mondialito, però voglio dire, certe figure rimangono limpide, pulite, nonostante passino da una maglia all'altra, e certe invece vengono considerati dei traditori. Bene, limpide e pulite, vediamo un attimo invece la numero 4, cambiamo argomento. Ma tu ci provochi però. No, perché al motivo non c'è da provocare nulla, è razzismo negli stadi, l'Inter è stata coinvolta in questa ultima situazione, ma mi sembra che ne sia uscita comunque positivamente, anche perché poi non si può fare altro che chiaramente rinnegare questi episodi, fermo restando che poi, a mio parere personale, il razzismo negli stadi non esiste, esiste un'alta forma di cretineria. Non so se siete d'accordo voi, quindi sentiamo Pierluigi da questo punto di vista. Qua c'è un grosso problema, perché io ero allo stadio a Inter Napoli, di fianco a me c'era un giornalista napoletano, e io posso dichiarare qua, visto che ci sono delle telecamere, ma l'ho già scritto, non è successo niente di quello che hanno riportato i giornali. Poi io ho intervistato anche 30 persone, perché potevo pensare magari dal posto dove ero io non si è sentito qualcosa, ma il nostro fotografo ha confermato quello che ho detto io, cioè non ci sono stati cori razzisti, c'è stato un coro razzista, se vogliamo chiamarlo così, contro il Napoli, ma contro il giocatore. Quindi vabbè, praticamente secondo te non c'è razzismo, sei d'accordo con me da questo punto di vista, quindi sì, più che altro quasi più uno sfottò. Voglio specificare una cosa: se gioca la Roberta le urlano per i capelli biondi,
la curva, a parte il fatto che non è stata la curva, ma è stato tutto lo stadio, per una situazione di gioco. Quindi l'Inter ha sbagliato 2 volte. Primo, a non fare ricorso, mentre loro l'hanno fatto, il Napoli l'ha fatto. Secondo, perché tu invece di spendere i soldi per fare il filmatino bububu e gli striscioni bububu, calcoli quanti sono i soldi degli abbonati, affitti delle sedie e degli schermi e fai vedere la partita nel parcheggio A e nel parcheggio B agli abbonati che tu invece lasci fuori. E qui chiudo. O la squalifica è 3 giornate, o non può essere 2 giornate tutto lo stadio e una giornata la curva. Perché? I Bubù l'hanno fatto tutti. È partito il Bubù in una situazione, ripeto, di gioco, dal primo arancio è passato al primo verde, ovviamente la curva si è attaccata, cosa doveva fare? E poi al primo rosso. Quindi o squalifichi 3 giornate tutto lo stadio o non capisco perché 2... Vabbè, questo è più quasi un dettaglio tecnico. Sentiamo invece Roberta riguardo a questo argomento. Io condivido il tuo pensiero, secondo me è stato un episodio di cretineria che non ha portato a pensare alle conseguenze, anche perché sappiamo benissimo, e questo lo dicono i regolamenti, che non sono assolutamente accettate manifestazioni che incitano al razzismo, e si sa benissimo che queste manifestazioni ovviamente vengono giustamente punite. Quello che fa ulteriore dispiacere è rovinare la festa di famiglie o di papà o di mamme che comunque fanno sacrifici per acquistare il biglietto per condividere un momento di convivio felice allo stadio, e si vedono... Beh, in questo diciamo che c'è una sorta, diciamo, di educazione, nel senso che queste restrizioni servono in qualche modo per fintamente educare, perché se dopo il livello della cultura è basso, pazienza, è chiaro che sono soldi, peccato che i ragazzi non possono andare allo stadio, però evidentemente serve per cercare di inculcare un qualcosa, ma siccome questa è una forma, diciamo, di inibizione delle giocate del giocatore avversario, lo si va a colpire in quel modo lì, negativo, ma poteva essere anche il figlio di, che si veniva detto a Materazzi, ne abbiamo visti di ogni, cioè non cambia nulla, insomma, praticamente nei decenni non cambia nulla da questo punto di vista, quindi non è una forma di razzismo, è una forma... Io mi ricordo quando c'era Inter Real Madrid, era un peccato vedere tutte quelle arance che coprivano completamente il campo appena entrava il Real Madrid, un po' è cambiato. No, ma io non sto parlando, quella con l'altro è una forma, diciamo, di dissenso o di spregio, ma non è, io però stiamo parlando di razzismo, stiamo parlando di, io sto dicendo che praticamente insultare un giocatore o dargli del bu, alla fine è la stessa cosa, non è una forma di razzismo, è solo una cretineria, e questa è la differenza, sì. No? Però io quello che voglio dire, scusatemi, ma non lo voglio dire, voglio dirlo per difendere me stesso, perché sembra che io sia pazzo. Tu sei stata un arbitro e sai che cos'è il referto. Se il referto dell'arbitro, cioè se l'arbitro in campo non si è comportato secondo quelle che poi sono state le informazioni arrivate dopo, vuol dire che nel suo referto di quella cosa non c'è niente, perché se voi dovete andarle a rivedere, come diceva Mancini, le partite vanno riviste dopo e senza il commento dei giornalisti, e questo è già importante. Allora, se tu riguardi la partita, l'arbitro ha un atteggiamento assolutamente sereno, in cui non c'è mai un atteggiamento che ti lasci pensare che da un momento all'altro lui possa sospendere la partita, non si avvicina mai alla panchina, non richiama il capitano e tante cose. Insomma, vabbè, secondo te hanno montato un po', hanno cavalcato un po' un'onda di questo momento storico che quindi si può anche intuire e capire. Mi cuccio la bocca, perché poi ci sono successe altre cose nelle giornate successive, per esempio a Milan-Napoli. Vabbè, certo, ci sono state, la prima del Napoli in casa del Napoli. Appunto, quindi per dire che quindi praticamente è stato preso lo spunto, perché il sistema da un certo punto di vista impartisce delle lezioni, è chiaro che lo fa un po' a orologeria a seconda del proprio tornaconto, quindi questo è abbastanza evidente e lo sappiamo. Questa volta è toccata all'Inter, la prossima volta toccherà probabilmente a un'altra squadra, come è successo anche in passato. La Juventus. Anche alla Juventus è successo. Io chiedo alla regia di mandare in onda il piccolo spot da 30 secondi e poi dopo ci ritroviamo subito qui, perché abbiamo una sfilza di argomenti in cui dobbiamo essere anche brevi e concisi per
per cercare di raggiungere il risultato massimo con le vostre risposte. Grazie, a dopo. Ed eccoci, controparte di Che Calcio Che Fa, eccoci, stiamo parlando di un argomento anche importante, l'abbiamo anche liquidato abbastanza in fretta, però d'altronde non possiamo neanche bloccare la trasmissione riguardo a questo. Speriamo che sia, diciamo, di insegnamento per quello che insomma è successo a San Siro, con comunque un allineamento da parte della società a quelle che erano le direttive iniziali della federazione, e andiamo avanti perché dobbiamo parlare di calcio, dobbiamo parlare di progetti futuri, parliamo di Suning, parliamo quindi dello stadio. L'altro giorno c'è stata una sorta di, è nata una, diciamo, chiamiamola così, una joint venture, tre eccellenze, praticamente l'Inter, il Milan e i fratelli Beretta, che insieme, Beretta sponsorizzerà lo stadio dove giocano le due squadre indubbiamente per i prossimi 3 anni, e quindi uno sponsor comune, e inizia, diciamo, si intraprende la strada positiva finalmente del futuro, diciamo, di San Siro, e quindi di uno stadio comune. Quindi viene abbandonata l'idea dello stadio di proprietà sia da una parte che dall'altra, e probabilmente si ricondiziona lo stadio di San Siro, anche se c'è una proposta che lo vedrebbe dismesso e nel frattempo costruito dall'altra parte, vicino nell'area del Trotto, lì vicino, insomma, con una nuova struttura. Velocissimamente, siete 2 interisti, voglio sapere il vostro pensiero a riguardo. Quindi San Siro va bene, avreste voluto uno stadio di proprietà costruito da un'altra parte, per esempio? Roberta. Vai, Roby. Io ti dico la verità, Fulvio, personalmente sono innamorata dello stadio di San Siro, quindi difficilmente posso immaginare di vedere la mia squadra altrove. È anche vero che però bisogna far conto di quelle che sono le effettive esigenze di una società, quindi penso che da buona tifosa anch'io va bene così, mi adeguerò a questa idea. Assolutamente sì. A questa idea. Sì, Pigi, sei d'accordo anche tu? E il fatto stesso che il derby di San Siro alla fine sia sempre molto pieno di sberleffi, ma rispettoso delle due tifoserie l'uno con l'altro, e quindi insegniamo una convivenza ovviamente anche all'interno del stesso stadio. Questo non fa altro che far capire che, insomma, al mondo che uno stadio importante come quello di San Siro deve continuare. Ma io ho delle mie idee che, come al solito, infatti, allora a questo punto passiamo la direzione Stai parlando di tue idee, quindi sì. Allora la tua idea quali sarebbe? Io per esempio ho sempre pensato che le curve dovessero essere gestite dalle curve, cioè avere la loro sede, il loro bar, il magazzino dove preparare gli striscioni, cosa che la curva non vuole, perché ovviamente dopo sarebbero anche controllati. Allora dipende che cosa andiamo a costruire. Se andiamo a costruire uno stadio dove ci sono i ristoranti, il pattinaggio, il parcheggio e la libreria, a me sinceramente non interessa molto. Allora fai una montagnetta come la montagnetta di San Siro attorno allo stadio, e lì fai una cittadella sportiva in mezzo alla natura. Lo stadio di San Siro risulta comunque essere tra i primi 10 del mondo, secondo una serie di parametri che vengono stabiliti non so da chi, no? Come si vede, come si entra, e via dicendo. Sì. Sicuramente fuori è ancora un po' anni 50, cioè le salamelle, questo, quindi ci sarebbe bisogno di professionalità e di Cina. Il presidente, io ho molta fiducia in questo presidente, primo perché è giovane, secondo perché è cinese. Non ti stai allontanando da quello che è il ragionamento dello stadio. Lo stadio, ti piace questo stadio dove unisce le due anime, mantiene una tradizione del passato, sì. O così come è ricondizionato, o ne rifaresti un altro a fianco, perché tanto in un modo o nell'altro ci sarà sempre la struttura di alberghiera, di ristorazione, insomma da centro commerciale, perché le due squadre devono guadagnare.
Sì, fuori, ovviamente, Se infatti la si fai parla di un fuori, quarto anello sì. esterno. Comunque lo stadio cosa fai? Rifai uno stadio di 70-80 mila posti di fila? No, lo stadio andrà a 60.000, verrà abbassato da 78.000 a 60.000 perché lo diceva Può l'altro darsi giorno. che a loro vada bene, a noi facciamo 60.000, li facciamo col Sassuolo. L'amministratore delegato dell'Inter ha detto che a 60.000 va bene, diciamo, perché non viene mai completamente a 78.000 riempito, se non quelle 4 non viene volte riempito all'interno, per mentre motivi viene di riempito. sicurezza però, perché devono rimanere dei serbatoi tra una parte di pubblico. Ne ha parlato proprio l'altro giorno quando c'è stata la conferenza stampa, quindi si scenderà per un discorso di maggiore fruibilità, di dare il servizio diciamo migliore. Lo stadio è vecchio come struttura e come infrastrutture. Bene, allora quindi lo stadio di San Siro prosegue, va avanti nella sua logica quindi di convivenza. Calcio del futuro, la numero 6, andiamo avanti che abbiamo un po' di argomenti. Che bello il calcio del futuro, questo pallone che brucia e che quindi allontana, in fin dei conti sembra un po' allontanare le passioni, oppure sembra riavvicinare il tifoso allo spettacolo massimo, che insomma arrivato a un certo punto è collegato alle televisioni e ai soldi. Di questo ne dico solo una, inizialmente, che riguarda appunto la questione economica. Nel 2024 la Champions passerà a 4 gironi da 8 squadre con partite di andata e ritorno, quindi praticamente ci sarà un altro campionato parallelo e non verrà fatta la Superlega, quindi saranno più partite, squadre quindi dovranno fare doppi impegni, tutto per una questione ovviamente economica, perché viene raddoppiato praticamente il budget. Questa è una delle cose, quindi ti dico che appunto il pallone che si infiamma è perché vabbè, vengono messe in campo delle idee che possono essere anche interessanti, ma allontanano tutto sommato quella che è la passione un po' tradizionale. Il VAR verrà già da questa stagione inserito negli ottavi di Champions. Il valore doppio dei gol tra 2 anni verrà tolto nelle partite di trasferta, quindi si segnerà, e quindi se tu vinci in casa 4-0 e la partita successiva vai dall'altra parte e vinci, vabbè, sarebbe passato lo stesso, però quando c'è il discorso del raddoppio dei gol, a quel punto valgono i gol in assoluto che tu fai all'altra squadra. Successivamente il VAR sarà sullo schermo dello stadio per far vedere, questo nella prossima stagione in Italia, così tutti vedranno che cosa sta capitando allo stadio in quel momento storico, quindi per placare le polemiche, e in un futuro successivamente più avanti l'arbitro, un po' all'americana, spiegherà dal campo del perché diciamo è stata presa una decisione con il VAR. Quindi queste sono le situazioni, che poi ce ne sono altre indubbiamente. Allora ti sconvolge questo sistema diciamo nuovo, diciamo, di vedere il calcio, o fa parte delle regole del gioco, perché ogni tanto devi dare un qualche cambiamento? È successo anche nel passato. Ma rimango molto stupito dal fatto appunto che si possa adesso addirittura dare una spiegazione, quindi non potevano neanche parlare dopo. Adesso è il contrario. Adesso è il contrario. Tra un po', non è detto. Beh, però questa cosa io la posso considerare positiva, esattamente come il fatto che, non so, si arriva al 90esimo dai 4 minuti di recupero e i 4 minuti non girano sul tabellone e non si capisce perché. E sembra proprio che dicano, decidiamo noi quanto durano questi 4 minuti. Il gol che non si raddoppia, io sono sempre stato un oppositore dopo gli anni 80 di questo, anche quando andava a vantaggio nostro, questo fatto che il gol fatto fuori casa vale doppio. Era stato istituito nel 1965 per una questione di discrepanza di campi. Sì, sì. Se uno del campo era più disastrato, più piccolo, e quindi giocavano meglio in quel campo lì. Adesso i campi bene o male sono quasi tutti uguali, c'è un'uniformità da questo punto di vista, quindi non c'è motivo di andare a premiare il gol fatto in trasferta. Ecco, io sinceramente invece vedrei positivamente una revisione delle dimensioni del campo, perché la lunghezza del campo e la larghezza del campo... Attenzione, allora a questo punto qui abbiamo Pierluigi Arcidiacono che ci dice che dobbiamo cambiare completamente delle regole molto fondamentali. La porta, la dimensione, perché altrimenti non segna il nostro centravanti. Se tu sei l'Inter e giochi a Siena, sei in difficoltà. È logico che devi rimanere in un range e ufficialmente ma sono 30 metri di lunghezza. Invece secondo me quello che sconvolge il calcio è quello dei 2 campionati. Esatto, questa è la cosa. Non è più lo stesso sport. Allora, prima di parlare di questa cosa, velocissimamente passiamo invece all'arbitro, che a un certo punto può dire la sua riguardo a quello che succede
con il VAR, quindi questa escalation, l'anno scorso il VAR è stato tanto utilizzato e quest'anno è stato un po' dismesso e sembra quasi che ci sia stata più discrezionalità, e c'è stata, da parte dell'arbitro, dando un po' più di valore al giudizio arbitrale. Allora cosa sta capitando? Si sta cercando di essere più moderni oppure no con questo avvicinamento in futuro? È vero, indubbiamente c'è sicuramente una maggiore discrezionalità da parte dell'arbitro in quest'ultimo periodo. Secondo me l'apporto della tecnologia ha una grandissima importanza nel momento in cui serve effettivamente ad andare a risolvere delle situazioni, quindi a fare chiarezza. Quello che mi piacerebbe vedere, Fulvio, è in questo ambito calcistico un arbitro che possa avere la possibilità di esprimersi, quindi di parlare, perché come ben sapete agli arbitri non è data la possibilità di lasciare interviste o esprimere pareri. Non voglio dire che l'arbitro debba avere la possibilità di giustificarsi in merito a determinate decisioni prese, piuttosto che però semplicemente sarebbe bello dare al direttore di gara la possibilità di esprimere una propria chiave di lettura in merito a determinati episodi, proprio perché, io lo dico appunto da arbitro, quello che si vede nel campo non è assolutamente, spesso e volentieri, quello che si vede da si fuori. tenderà a quello tutto sommato, perché quando dal campo si arriverà a definire, si placheranno anche gli animi in teoria, poi non si placheranno mai, perché ci sarà sempre quello che andrà contro comunque la decisione, perché c'è un cavillo, c'è una situazione che non va. Un'interpretazione non può mai essere condivisa da tutti, però io credo che ora come ora a molte persone che assistono alle partite sia necessario spiegare quello che succede, quindi assolutamente io la vedo come una cosa positiva, o quantomeno che può essere di aiuto. Bene, allora invece tornando al discorso del doppio campionato, perché questo è un secondo campionato, che poi alla fine dopo accedi ai quarti con eliminazione diretta, quindi ci sono comunque 8 squadre, sono 14 partite che devono essere fatte nei primi 4 mesi della stagione, probabilmente 5 mesi. Quello adesso che mi viene spontaneo di pensare è che si amplia il divario, anche se in Italia non c'è questa grande differenza tra le 3, 4, 5 squadre. No, in teoria no, perché rimangono sempre 32 squadre di partenza, vengono concentrati in 4 gironi invece che 8 gironi, quindi invece di essere dei gironi piccoli dinamici vengono messi dei gironi che poi, tra parentesi, ci sarà sempre una scala di valori dove ci sarà la squadra delle Isole Faroe, per dire, con il Real Madrid, quindi insomma alla fine diciamo che dovrebbe essere mantenuto, è solo un discorso probabilmente di portare di più lo spettacolo in giro e quindi il calcio come forma di spettacolo ulteriore, ovviamente. No, allora adesso a dire il vero a questa domanda dovresti rispondere tu, se psicologicamente solo il fatto di aver modificato le cose può influire su certi giocatori, perché è veramente una cosa molto difficile. Sai, qua si giustifica sempre, sono professionisti, guadagnano un sacco di soldi, va in campo e gioca, ma non è proprio così, quello lo può dire. Assolutamente, ma io credo che ogni modifica assolutamente può avere un risvolto psicologico su quello che è l'andamento di una prestazione sportiva, soprattutto quello che è il cambiamento. Sappiamo benissimo che in realtà in molte situazioni può rappresentare un vero e proprio stress, quindi credo che a monte di una decisione del genere debba esserci la possibilità da parte di una squadra o da parte dei singoli giocatori, anche perché ogni giocatore ha delle caratteristiche specifiche, quindi parlo a livello motivazionale, a livello personale, a livello tecnico e tattico, deve avere quantomeno la possibilità di adeguarsi e di adattarsi alla nuova situazione. Quello che voglio dire è che non sempre tutti i cambiamenti possono portare a qualcosa di positivo, quindi assolutamente sì alla spettacolarizzazione, assolutamente sì a quello che è il cambiamento, quando il cambiamento è positivo, ma non ad un cambiamento che può portare difficoltà. Spero sia chiaro il mio Su questo della spettacolarizzazione vogliono andare in quella direzione. Io per esempio dico una cosa, che il gol che valeva doppio effettivamente è da togliere, però non è che automaticamente aumenterà la capacità di andare a segnare tanti gol, non è detto,
perché magari sono squadre abbastanza equilibrate, faranno 2 partite da 0-0 e sarà avvantaggiato quello del ritorno, che magari andrà a fare i tempi supplementari, che magari è leggermente inferiore, quindi bisogna entrare nelle varie casistiche, quindi di gol non ne fai e vai comunque ai tempi supplementari, quindi insomma vabbè, io credo che la macchina abbia bisogno ogni tanto di essere ricondizionata, di creare diciamo dei nuovi spunti, dei nuovi stimoli. Nel frattempo andiamo per esempio con la numero 7, dove qualche spunto ce l'abbiamo, perché qua incominciamo a entrare, a non scherzare, entriamo nella Coppa Europea, quindi abbiamo giovedì prossimo, perché noi andiamo in onda il venerdì e in replica ricordo sempre a sabato alle ore 18, martedì c'è la partita della Champions League Roma-Porto e poi dopo 8 giorni c'è la partita invece della Juventus che va a Madrid in questa prima andata, che sarà abbastanza impegnativa. Poi invece giovedì ritorna la Europa League, dove sono scalate l'Inter e il Napoli e vanno a far compagnia alla Lazio, con un Lazio-Siviglia, un Rapid Vienna-Inter e un Zurigo-Napoli. Allora quello che dico velocissimamente, perché purtroppo il tempo stringe, la nostra trasmissione è molto veloce e agile, e quindi voglio sapere da voi se la Roma, che ha delle difficoltà comunque in campionato, riesca durante il suo percorso a farcela in questa situazione, appunto settimana prossima, a diventare la realtà, come è successo anche del resto l'anno scorso, che è arrivata fino in semifinale, nonostante lo zoppicare diciamo in casa. In campionato. Per quanto riguarda la Roma, la Roberta è innamorata dal punto di vista tecnico. Allora aspetta, devo spostare la domanda dell'allenatore, quindi allora, lei conosce tutto quello che fa, cosa mangia, come muove i giocatori, come si veste. Allora io dico che indubbiamente capacità di comunicare, competenza sul piano del gioco e coerenza sono 3 punti fondamentali che rinforzano sicuramente il rapporto, come possiamo dire, interpersonale tra l'allenatore e gli atleti. A me personalmente Eusebio Di Francesco è un allenatore che mi piace molto per quanto riguarda la sua filosofia di gioco, poi lui è, possiamo definirlo zemaniano da questo punto di vista, quindi io personalmente sono un'estimatrice e mi sembra che comunque ha fatto bene a Sassuolo, ha fatto bene anche a Roma, non possiamo criticare in toto quello che l'operatore. Poi gli rifanno sempre la squadra, indubbiamente, ogni anno vendono, fanno plusvalenze. Assolutamente, quindi ovviamente. Non è però quindi come la vedi col discorso con il Porto? Andiamo sullo specifico. La vedo con il discorso con il Porto, che indubbiamente credo che la squadra potrà affrontare delle criticità. Non la vedo così facile come partita. Beh, anche perché poi Porto è una squadra, insomma, è prima in classifica, comunque il Portogallo insomma, è una squadra molto importante. Psicologicamente, soprattutto in questo momento, gli ultimi fatti, insomma, o la squadra riesce a darsi una scossa o comunque continua su questo filone che purtroppo non è così positivo. Invece non ti chiedo della Roma, ti chiedo della Juventus tra 8 giorni successivamente, quindi questa squadra che si ritrova con uno scoglio molto duro, sembra una situazione un po' particolare, perché la difesa dovrebbero rientrare alcuni giocatori, è rientrato Mandzukic, e quindi insomma una partita molto ma molto difficile che devono fare a Madrid. Hanno il ritorno a loro favore. Loro stanno giocando come l'Inter di fine 2010, dove c'era un ordine preciso di vincere il mondiale e di concentrarsi su quello. Loro vogliono vincere la Champions, quindi la Juve che andremo a vedere in questo turno non ha nulla a che vedere con la Juve che ha giocato le ultime 2 partite di campionato. Vediamo invece sempre la slide, quella riguardante appunto le coppe, rivediamo un attimo. Abbiamo la Lazio con il Siviglia, giusto? Eccola, Lazio-Siviglia, quindi una squadra sempre da prendere con le molle, dove c'è André Silva. Rapid Vienna-Inter, che è una squadra, il Rapid in caduta libera, il campionato diciamo medio-basso del campionato austriaco, però con l'Inter non c'è mai da scherzare. E abbiamo uno Zurigo-Napoli, comunque il Zurigo è una squadra di tradizione importante. Domando a voi, e domando a Pigi inizialmente, se questo finalmente potrebbe essere l'anno buono per una squadra italiana che possa arrivare in fondo e andare a vincere questa famigerata Europa League, che poi garantisce un accesso in più
alla Champions. Sì, io sinceramente le squadre italiane in questo turno le vedo bene. Tra l'altro io sono uno che pensa che appunto Milan-Inter, Inter-Juve, cioè determinate partite e quelle delle coppe sono come il derby, sono come le sfide dirette, vanno anche un po' lette a parte, perché ci sono degli stimoli diversi per vari motivi. Secondo me quest'anno una coppa in Italia viene, spero che venga l'Europa League. Hai già dato la tua risposta, così hai capito, vabbè, quindi questa è la cultura sportiva in generale, però la cultura del tifoso rimane sempre. Va bene, invece Roberta cosa dice? Credo anch'io, potrebbe essere l'anno nuovo, l'anno buono, insomma, per secondo me sì, ovviamente senza sottovalutare nessun fattore e soprattutto, ecco, non bisogna mai pensare che una squadra che magari è apparentemente in declino, in difficoltà, assolutamente poi può rivelarsi un problema per la squadra avversaria. Alla base di tutto credo che debba esserci l'abilità dei nostri tecnici, nei quali io personalmente ho fiducia, nell'innalzare l'autostima dei nostri giocatori e portarli in campo con assolutamente la voglia di vincere. Molto positivo questo ragionamento riguardante i nostri tecnici, perché noi abbiamo degli allenatori che vengono invidiati, vengono presi in giro per il mondo, vuol dire che quindi lo spettacolo non è quello ambito dall'altra parte del mondo, in Cina, dove spendono tantissimo a livello di diritti televisivi per la Premier, che quindi è un po' più spettacolare, però la tattica è un'altra cosa e noi in questo siamo dei maestri. Passiamo allora a questo punto a parlare brevemente del campionato di calcio, di alcune situazioni. Sappiamo che ci sono delle partite in corso, andiamo a vedere quindi innanzitutto la classifica della settimana scorsa, quindi abbiamo anche per analizzare quello che sta capitando. C'è il nostro campionato che viene in qualche modo sempre declassato a un campionato inferiore, invece io non sono assolutamente d'accordo. La Juventus sì, sta cannibalizzando, è a 60 punti, a 9 punti c'è il Napoli, poi c'è l'Inter che comunque naviga a 40 punti con un piccolo spazio di distanza, diciamo, da questo gruppo di cani assatanati, che l'Inter è la lepre in questa situazione, che va dal Milan fino al Parma. Nel giro di 7 punti ci sono esattamente 9 squadre e attenzione perché si sono ricompattate tantissime, per esempio se noi andiamo a guardare 4 squadre dall'Atalanta alla Sampdoria, dal Milan alla Sampdoria in 3 punti, basta una partita e ci si ritrova quarti. Se poi dopo uno ha la fortuna e capita di avere, diciamo, un filotto un po' più lungo, incomincia a cementare una posizione magari insperata, e sto parlando per esempio della Sampdoria o dell'Atalanta stessa, no? Che l'Atalanta è la seconda squadra che per esempio fa punti fuori casa, quindi bisogna fare molta attenzione. Dall'altra parte, scendendo dal Genoa al Bologna, abbiamo visto che con la vittoria del Bologna a San Siro contro l'Inter si è attaccata alla coda di questo trenino che va fino al Genoa a 24 punti, quindi attenzione che nel giro sempre di 7 punti, dall'altra parte ci sono 9 squadre, da questa parte ce ne sono 6, però sostanzialmente in 4 punti ce ne sono 5, quindi attenzione perché basta una partita che ti ritrovi quasi ultimo, a quello che sembrava essere una squadra pericolante si ritrova a essere salvo. Lo stesso Frosinone sta facendo qualche punto in più, quindi insomma il campionato ha il suo interesse se lo andiamo a guardare nella sua interezza. Le partite, vediamo invece a questo punto il turno successivo, quindi guardando nell'insieme, io considero la partita clou Parma-Inter, ovviamente, perché potrebbe aprire dei scenari molto particolari, difficili in casa Inter, però noi abbiamo per esempio le prime 3, Milan, Cagliari, Atalanta, Spal e Lazio-Empoli, che appunto sono rapportate tra le prime con quelle della fascia, diciamo, a ridosso della retrocessione. Stessa cosa a Sampdoria con Frosinone, e quindi sono partite sempre molto interessanti, con il Torino, l'Udinese per esempio di zona retrocessione, Chievo con la Roma zona retrocessione. Poi c'è una partita interessante come Fiorentina-Napoli, perché il Napoli deve andare a fare punti a Firenze e non è assolutamente facile. Sassuolo-Juventus non dovrebbe dire nulla, Sassuolo è anche abbastanza rabberciato a giocatori fuori, e poi un Bologna-Genoa che è una partita molto da paura, perché se il Bologna in questa fase di crescita
crescita con Mihajlovic vince, inguaia lo stesso Genoa. Di queste partite, ovviamente, la partita più interessante, secondo il mio punto di vista, è questo Parma-Inter. Si può aprire uno scenario veramente che non avremmo mai potuto pensare solo 40 giorni fa, Pierluigi? Sì, allora, io sono con Spalletti su questa cosa, te le devi giocare tutte, cioè tu sei all'inizio praticamente del girone di ritorno, devi riaffrontare tutte le squadre che, come abbiamo detto, sono schiacciate in Anche questa... all'andata erano stati persi punti, nella stessa misura. Sì, allora tu puoi vincere a Parma 5-0 e non vuol dire che sei un Inter che arriverà terza sicura o seconda. Puoi perdere e non cambia niente, cioè a metà del girone di ritorno. Vorresti sfiammare questa tensione attorno a Spalletti e all'Inter, dici? Ma io la vorrei così pulire un attimino, perché se no finisce nel peggiore dei modi. È fischiando al 12° minuto che non aiuti la squadra. Anche perché poi c'è la partita di Coppa giovedì successivamente, quindi allora, come fai anche a esonerare? Sì, però non è che sto dando la colpa ai tifosi, per carità, sto dicendo semplicemente che è ovvio che a vincere aiuta a vincere, però se si intuisce questa cosa che è ancora molto lunga, e anche gli altri si devono affrontare tra di loro, perché non è soltanto la corsa tra noi e le 5 che sono sotto o le 6 che sono sotto, questo discorso vale un po' per tutti. Attenzione, perché poi tu Milan giocherai con quello, tu Inter giocherai con quell'altro e via dicendo. Quindi praticamente, insomma, vorresti drammatizzare il momento, anche perché poi l'Inter comunque è terza, anche se si sono notevolmente avvicinate. Se pensiamo di questi 4 punti appunto alla fine della giornata precedente, con tutte quelle che abbiamo perso e pareggiato e facendo degli errori pazzeschi, come può essere stato appunto col Bologna, e tu dici sono terzo, ho 4 punti più. Sì, vuol dire che effettivamente all'andata si sono persi punti proprio con queste squadre inizialmente, ma dopo si è incamerato un percorso molto virtuoso. Roberta, anche tu sei d'accordo a sdrammatizzare oppure sei di altro avviso? Cambieresti tecnico? Sicuramente siamo terzi, però ecco, facendo anche un'ulteriore analisi di quelli che sono i risultati, più che altro mi sembra che la media dei gol sia molto ridotta, quindi effettivamente segniamo anche poco. Io parlo da interista, ma tuttavia anche io sto con Spalletti, ma proprio perché ho avuto l'opportunità di affrontare determinati argomenti in fase di studio, quindi intorno al tecnico ruotano diverse agenzie con le quali lui si deve rapportare, deve fare la valutazione di quelli che sono gli elementi che ha a disposizione, deve discutere spesso con la dirigenza, deve seguire la miglior linea possibile per arrivare ad un obiettivo, e assolutamente non è facile. In tutto questo, quello che io mi permetto di chiedermi da tifosa è come si sente Spalletti. Nel senso che è molto facile criticare, è molto facile andare a puntare il dito su una situazione quando questa non soddisfa, però abbiamo provato a metterci nei panni degli altri, quindi è per questo che dico che la psicologia dello sport in queste situazioni ha un ruolo molto importante. Spesso servono anche dei motivatori che sicuramente ci sono e lavorano nelle società vicine ai nostri allenatori. Sì, Roberto, però è anche vero che tu parli di motivazione, però d'altronde la motivazione migliore è la difesa da parte della società, visto che tutto lo staff è andato da piano per mandare un segnale ben preciso alla società e quindi ai giocatori, alla squadra, che quindi praticamente l'allenatore non si tocca. Questo è il segnale, diciamo, massimo. Poi ci sono tutti i risvolti indubbiamente di natura psicologica, perché io credo che in questo momento qua non se la viva molto bene, perché un allenatore sta 24 ore su 24 sul pezzo, perché ci ragiona, è un creativo, visionario, e quindi è evidente che quando le cose non vanno bene cerca sempre il punto di uscita migliore, ovviamente, no? E speriamo che per l'Inter questa cosa qua sia venuta fuori. Io credo che Spalletti sia proprio questo tipo di allenatore, quindi un allenatore preparato, intelligente, un allenatore che ragiona e soprattutto un allenatore molto oculato nel suo esporsi.
Sicuramente lo vedo come un segnale positivo, anche io mi sarei sentita di continuare a dargli fiducia. Beh, anche perché poi si sta parlando di una progettualità che ogni anno deve ripartire, questo è il secondo anno di Spalletti, dover dismettere tutto, poi parlano appunto di Conte che può arrivare a giugno e Conte sappiamo che ha bisogno di giocatori nuovi, quindi sarebbe una riprova nuova di una nuova squadra, quindi vuol dire ripartire da zero e non è detto che questo sia una garanzia del raggiungimento del migliore dei modi. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, ragazzi, quindi tutto molto in fretta, potevamo parlare di altre partite, però staremo a vedere se questo turno sarà pro Inter o pro Milan, che per esempio il Milan sta cercando, i nostri cugini, di avvicinarsi sempre di più, hanno il sorrisino con questo grande giocatore che sembra abbia risolto i problemi del gol, Piontek. Vedremo da questo punto di vista cosa accadrà. Quindi nel frattempo allora chiedo innanzitutto alla regia di mandare allora per il nostro spazio di beneficenza la numero 10. Eccolo qua, hashtag Save Turi, eccolo qua, questo bel cagnetto molto simpatico, abbastanza robusto, che sta cercando un proprietario, qualcuno che lo accolga, e questo hashtag molto simpatico dei miei amici Eleonora e Brambilla, appunto, che Save Salvatore Arancino, e quindi questa è la cosa simpatica perché è stato trovato appunto in Sicilia. Dall'altra parte appunto se potete rimandarlo un attimo, eccolo qui, abbiamo quindi il numero di telefono 346 31 32 222 se qualcuno è interessato, il rifugio mileta.org ad Agrate Conturbia, dove ci sono anche ovviamente altri cani da questo punto di vista. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, ricordo con la diapositiva numero 1 hashtag Inter, no aspetta, scusa la regia, la numero 1, eccolo qua, hashtag Inter, che è appunto il blog, il sito di riferimento appunto dove il direttore Pierluigi Cecchiacono e il vice direttrice Roberta Santoro agiscono con una serie di collaboratori e sono sul pezzo con tutte le varie sfaccettature riguardante l'Inter. Grazie alla regia mandiamo in onda invece il cartello che riguarda gli appuntamenti di Che Calcio Che Fa. Ricordiamo sempre venerdì su Lombardia TV alle ore 21 e sabato alle 18 in replica, in radio su Silver Music Radio ogni lunedì alle ore 15 e sul web con checalciochefa.com oppure checalciochefa.it, che sono due siti similari. Ringrazio allora a questo punto Pierluigi Arcidiacono, direttore di hashtag Inter, per essere intervenuto. Grazie a voi e scusate se magari ho avuto qualche eccesso di entusiasmo parlando di Inter. Beh, si parla di passione e di Inter, e indubbiamente una bella passione Inter da questo punto di vista. Ringrazio ovviamente Roberta Santoro. E quindi... Grazie a te Fulvio, e spero ovviamente che tu possa trovare una famiglia. Va bene, dai, speriamo sì, indubbiamente, quindi noi ci vediamo settimana prossima con altri ospiti e nel frattempo Save Turi.